Amici appassionati di futsal, buonasera e ben ritrovati. Il saluto dal Palasport Gino Cesaroni di Genzano vi arriva da Mattia Esposito e Marco Angelini. Vi raccontiamo la 13ª giornata della Serie A di futsal femminile. È derby tra Women Roma e Lazio, una partita bella da vivere, importante per la classifica di entrambe le squadre. È chiaro che, Marco, proprio il primo tema è questo: andando ad analizzare la classifica verrebbe da dire Roma favorita sulla Lazio, ma i derby sono sempre partite che sfuggono un pochino a queste dinamiche. Sì, Mattia, sfida sempre affascinante. Leggendo appunto il cartello Roma-Lazio da queste parti stimolano un poco, direi, anche se oggettivamente i valori, diciamolo, fanno perdere l'ago della bilancia dalla parte giallorossa. La Roma fin qui ha giocato 12 partite, ne ha vinte 11. La Lazio viene da una vittoria sofferta in casa contro la penultima, se non sbaglio, della classifica, il Montesilvano, soffrendo non poco, e nelle altre, insomma, le ultime 5 gare l'ha vista soccombere per ben 4 volte, quindi diciamo che i ruolini di marcia sono differenti. Entrambe le squadre che tra l'altro però arrivano da una vittoria. Hai citato i numeri straordinari della Roma, c'è solo il CMB che è riuscito a fare meglio con 13 vittorie in 13 partite, ma la Roma è lì all'inseguimento e vincendo stasera potrebbe riportarsi a -3 dal primo posto. Una Roma che sotto la guida di Celi Gagliardo possiamo dire è sicuramente una tra le migliori squadre di questo campionato, al di là di quello che dice in questo momento la classifica, che in un certo senso lo certifica. Sì, solo il CMB è riuscito a fare meglio, la squadra di Matera che le ha vinte tutte. Intanto sottolineiamo, tanto per dirne una, dei valori in campo, Ana Sestari premiata come miglior portiere al mondo, quindi insomma grande soddisfazione per una ragazza che veramente, vedendo qualche immagine, ho avuto la possibilità di vederla solo una volta dal vivo, ho visto tante immagini, veramente una ragazza che ha delle doti, insomma, molto ma molto importanti. Abbiamo parlato della Roma, ma occhio anche alla Lazio, da sempre con grande spirito, con grande atteggiamento, soprattutto quando si parla di derby. Non c'è Daniele Chilelli in panchina, che sarà sostituito da Grassi, Chilelli squalificato. La Lazio però è venuta qui al Palasport Gino Cesaroni di Genzano per provare lo sgambetto. Beh, insomma, noi sappiamo benissimo che questo è uno sport particolare. È particolare perché a differenza di altri, anche quando i valori in campo sono differenti, e stasera sono differenti, lo diciamo senza nessun problema, però allo stesso tempo è affascinante perché quando una squadra approccia bene una gara, magari va in vantaggio, molto spesso puoi mettere in seria difficoltà uno sport. Io lo dico spesso ai ragazzi, è uno sport molto difficile perché se ci pensiamo, Mattia, ci sono 10 giocatori in campo, lo spazio sono 800 metri quadri, è poco, quindi quando magari ti devi difendere spesso puoi mettere in difficoltà una squadra molto più forte di te. Finisco sottolineando che anche la sfida tra due allenatori, sono due ex giocatori importanti. Sì. Da una parte Celi Gagliardo, insomma, ha vinto tanto, tra l'altro è un ex, anche se la Lazio del 2013-2014 è un'altra Lazio rispetto a quella di oggi. Dall'altra parte, insomma, Daniele Chilelli, che ha avuto un passato importante. Andiamo a dare uno sguardo a quelle che sono le due formazioni che scenderanno in campo. Partiamo dalla Lazio in quintetto con Monteiro, Barca, Moreira, Betigna e Riccio. A disposizione di Grassi ci sono maglia numero 2 Pantano, maglia numero 4 Conticelli, maglia numero 5 Siclari, maglia numero 7 Masaro, maglia numero 10 Jenif Machado, maglia numero 12 Partene, maglia numero 24 D'Alessandri. Questi gli uomini a disposizione di Maurizio Grassi. Risponde la Roma dalla parte opposta, maglia numero 1 l'abbiamo citata prima, Ana Sestari, maglia numero 4 Ceccobelli, maglia numero 5 Tampa, maglia numero 8 Bertè, maglia numero 10 Praticò. Questo per completare il quintetto della Roma. A disposizione maglia numero 2 Neroni, maglia numero 6 Narcisi, maglia numero 7 Farinelli, maglia numero 11 Lucentini, maglia numero 12 Gabi Vanelli, maglia numero 16 per Acquafredda e maglia numero 21 Masini. L'allenatore, lo abbiamo detto, è Celi Gagliardo.
Stiamo solamente aspettando l'ingresso delle squadre in campo, vediamo anche se saranno confermati, direi di sì ad occhio, almeno per quanto riguarda la Roma i quintetti. Questa invece è la squadra arbitrale, primo arbitro Cannistrà della sezione di Catanzaro, secondo arbitro Colangeli della sezione di Aprilia, terzo arbitro sarà Pierluigi Minardi della sezione di Cosenza, siederà invece al crono Ionut Cristea della sezione di Albano Laziale. Foto di rito per la Lazio, uno sguardo a quelli che sono i due quintetti in campo che così ad occhio mi sembrano, direi, confermati, Marco. Sì, vediamo da una parte Betigna e le due squadre si differenziano anche per il modo di giocare. La Lazio diciamo, è più monotematica da questo punto di vista, perché si appoggia tantissimo sul suo pivot, molto spesso alla ricerca della profondità, si appoggia con il suo fisico imponente nella protezione della palla e nel far salire la squadra, mentre la Roma ha più, diciamo, jolly dal suo fianco, perché può giocare anche con un 4-0 avendo tanta qualità. C'è Conticelli in quintetto per la Lazio, non l'avevamo citata, quindi in realtà una piccola differenza rispetto allo starting five che c'era stato dato prima del fischio d'inizio di questa partita. Intanto la Lazio ha gestito e buttato, diciamo così, il primo possesso di questa partita. Attacca la Roma, il possesso giallorosso con Tampa, pallone allargato, arriva la chiusura di Betigna, ancora Tampa a metterci il piede, occhio qui alla chance possibile per la Roma, arriva la chiusura su Bertè che si guadagna la rimessa laterale. Direi che sarà la Roma a provare a prendere in mano le redini di questa partita fin da subito. Beh, la Roma deve comunque far valere non solo il fattore campo, che poi questa sera, insomma, oggettivamente è un campo neutro perché siamo qui a Genzano, mentre la Roma ha un campo di casa da un'altra parte, però insomma deve far valere il fatto che è la seconda classificata, che le ha vinte tutte tranne una, e la Lazio deve cercare, secondo me, invece di non soccombere soprattutto nei primi minuti. Scusa Mattia, perché prima dicevamo della squalifica di Chilelli, così finiamo di presentare la gara. Comunque la Lazio viene da una fresca vittoria di Supercoppa nell'Under 19, perché a livello giovanile, anche se la prima squadra sta un pochino faticando, a livello giovanile tante soddisfazioni. Intanto qui il break di Betigna che viene chiusa da Bertè in calcio d'angolo, buono sprint della giocatrice maglia numero 9 della Lazio che prova a riguadagnarsi un po' di campo con questo calcio d'angolo. C'è Siclari pronta sul punto di battuta, Barca a ricevere lo scarico, si sposta il pallone, calcia col destro, vede la sfera partire Anna Sestari e blocca comodamente, prova a rimettersi in moto la Roma. Cecco Belli cambia lato, pallone in banda per Tampa che calcia forte sul secondo palo, arriva la parata di Monteiro, attenta sul primo palo, ovviamente osservata speciale numero 1 in casa Lazio, neanche a dirlo Tampa. Sì, non è la sola. Adesso stavo vedendo il tiro di prima della Lazio, non è facile fare gol a Sestari da quella distanza, mentre la Roma è la seconda volta che si appoggia su Tampa in fascia, cercando l'isolamento, perché notavo, Mattia, questo è un tema che molto spesso quando una squadra si sente inferiore all'altra tende ad abbassare troppo il baricentro, e adesso vediamo se sarà solo un caso, però la Lazio insomma deve fare attenzione, perché se abbassi così tanto il baricentro permette a giocatrici insomma di alta qualità di puntarti e di farti male. Qui Siclari prova l'imbucata per Betigna, arriva un tocco e sarà calcio d'angolo per la Lazio. È già il secondo corner consecutivo che si guadagna la squadra di Grazzi, con Siclari pronta sul punto di battuta. Se ne stanno andando i primi 2 minuti di questo primo tempo, qui non era male il pallone per Betigna che stava tagliando verso il centro dell'area di rigore e non è riuscito a controllare. Sì, non se l'aspettava, perché la palla era passata anche bene. Betigna, ecco, ripetiamolo, nelle sue qualità ci sono quelle della difesa della palla, comunque è la giocatrice che ha segnato più gol, se non erro 12. Quest'oggi ha l'occasione magari di mostrare le sue doti anche contro una grande.
Qui Tampa invitava Praticò a salire, il pallone però leggermente troppo lungo della giocatrice maglia numero 5 della Roma. Lazio che ripartirà da una rimessa laterale, 2 minuti e 14 secondi giocati in questo primo tempo, direi 2 minuti e 14 secondi di sostanziale equilibrio qui al Palla Cesaroni di Genzano. Sicla riprova l'imbucata dentro, pallone troppo lungo per Betigna. È chiaro che il tema per la Lazio sarà questo, provare a cercare un'imbucata su Betigna. Guarda Mattia, io la partita che ho avuto diciamo, la possibilità di vedere nello scorso weekend è stato proprio questo. Molto spesso le giocatrici della Lazio cercano la profondità, la cercano sia cercando un 1-2 in termini diciamo si dice corta, la giocata corta, perché due giocatrici scambiano la palla molto veloce per imbucare la palla sul pivot e andare al tiro, ma anche lanciando la palla molto alta. Questo è il tema che usa la Lazio molto spesso, appoggiandosi a Betigna. Poi ecco, la bravura delle compagne di squadra deve essere quella poi di arrivare in supporto, perché poi non è, sì, anche se sei molto brava a difenderla, poi se sei da sola contro 3 diventa sempre complicato. La pressione forte della Lazio, l'ultimo tocco però è biancoceleste di Conticelli, sarà rimessa laterale per la Roma che ripartirà con Cecobelli. Poco prima la conclusione parata da Monteiro, con la Roma che adesso gestisce questo possesso, con Tampa che fa un po' quasi da playmaker nel basket, passano tutte da lei le costruzioni offensive della Roma. Rimessa laterale qui proprio per la Roma che si mantiene nella metà campo difensiva della Lazio. Una Lazio che prova ad essere ordinata in fase difensiva e poi abbiamo detto va a cercare subito l'imbucata dentro per Betigna. Arriva Tampa in corsa, calcia, Betigna fa buona guardia, la chiude nuovamente in rimessa laterale praticamente dalla stessa zona di campo, prova ad attaccare la Roma. Tampa apre il campo per Cecobelli che si ferma, torna da Tampa, cambio di lato, ancora Roma in possesso, si muove la difesa della Lazio, taglio centrale di Tampa, Cecobelli, strada chiusa, riparte da Tampa, pallone allargato in banda per Bertè che prova a prendersi la linea di fondo e riesce a guadagnare un calcio d'angolo. La Lazio molto attenta, devo dire, fino a questo momento in fase difensiva. Sì, la Roma sta provando con un giro palla, devo dire Mattia, anche con discreta qualità, girando palla veloce, cercando di aprire lo spazio della difesa avversaria. Detto questo, ti dico che la Lazio, ecco, adesso sta mettendo il naso un pochino fuori. Adesso vediamo Barca che qua intercetta bene palla e piano piano la sensazione è quella che stia prendendo fiducia, e questo secondo me deve fare la Lazio, perché se passa il tempo e riesci a, diciamo, a non soccombere a una squadra molto più forte di te, poi le forze aumentano perché prendi fiducia in te stesso. Qui occhio al break di Betigna, alla fine sono troppe però le giocatrici in maglia giallorossa e viene chiusa Bertè, dentro il pallone per Praticò, lo scambio tra le due, ancora Bertè, arriva la chiusura sempre con i tempi giusti di Siclari che prova anche a pilotare il pallone nella metà campo difensiva della Roma, ma arriva una palla persa dalla Lazio. Adesso la Roma prova ad intensificare il pressing in zona offensiva, qui finisce a terra Cecobelli, non c'è fallo. Siclari, il pallone per Betigna che è defilata, prova ad imbucare sul secondo palo per Barca, la Roma prova a ribaltare il campo con Praticò. È buona ancora la chiusura di Siclari che davvero riesce a fare queste giocate in fase difensiva sempre con i tempi giusti. E io stavo notando, Mattia, invece, ecco, proprio per il discorso di prima, si alza il ritmo, 3 giocatrici su 4 chiedono il cambio, stanno veramente dando tutto. Tra pochissimo faremo il primo giro a bordo campo da Lorenzo Savi, andiamo a seguire però questa azione per la Roma con Tampa che prova ad imbucare il pallone dentro per Gabi Vanelli, rimessa laterale per la Lazio. Allora noi ne approfittiamo per volare a bordo campo da Lorenzo Savi. Ciao Mattia, buonasera a te, buonasera a tutti. Le prime intanto a te. Intanto qui occhio Vanelli che riconquista, prova a mettere dentro il pallone, alla fine in qualche modo riesce a salvarsi la Lazio che prova anche a ripartire ma si trascina il pallone in rimessa laterale. Jennifer Machado, torniamo da Lorenzo a bordo campo. Sì, così concludo in breve. Le prime indicazioni di Sele Gagliardo, che utilizza la sua lavagnetta come fosse un taccuino, sono quelle di aumentare un po' con la velocità nel giro e infatti ha subito fatto 3 rotazioni in quintetto.
È uno spunto sicuramente interessante quello che ci dà Lorenzo Savi, perché abbiamo detto di una Lazio che quando c'è Betigna in campo prova ad appoggiarsi sul suo pivot, invece la Roma sembra andare più su un 4-0, cioè senza un vero e proprio punto di riferimento davanti. Sì, Mattia, è quello che ti dicevo prima, la Roma ha questa possibilità avendo più scelta, avendo più opzioni a livello tecnico. Ovviamente il mister della Roma ha capito che la Lazio può soffrire fisicamente, anche perché qualche cambio in meno ce l'hanno, e quindi tende ad alzare il ritmo, intanto per due ottimi motivi. Uno, perché alzando il ritmo puoi... Occhio qui, intanto all'anticipo stava per combinare la frittata alla Lazio, si è avventata sul pallone Narcisi che ha guadagnato la rimessa laterale, prova ad attaccare la Roma che ha praticamente cambiato 4 quinti di quintetto. Come la Lazio, solo Barca è rimasta, infatti sta soffrendo non poco perché sta boccheggiando del tutto. Dicevo prima, diciamo la Roma deve alzare il ritmo assolutamente per due ottimi motivi. Primo, perché devi stancare le tue avversarie che hanno meno cambi di te. Secondo ottimo motivo, secondo me, è che alzando il ritmo con qualità hai molte più possibilità di bucare, diciamo tra virgolette, la difesa avversaria. Vanelli prova a cercare Bertè, che è rientrata in campo per dare un po' di riposo a Tampa. Vanelli, sale forte la pressione di Cecilia Barca, che però va a commettere fallo. È il secondo fallo di squadra per la Lazio, ma una Lazio che prova ad essere aggressiva sulle linee di passaggio della Roma. Ma guarda, questo secondo me è un fallo anche speso bene, perché è vero che siamo a metà campo, tanto attenzione qui. Sì, la Lazio riconquista un 3 contro 3 e forse troppo frettolosa qui la conclusione in porta da parte di Moreira. E c'era anche un fallo evidente con una trattenuta. Mi aspetterei, quando la palla uscirà, un fallo cumulativo, insomma, da fischiare. Sì, non è stata forse troppo scaltra, poteva sicuramente avanzare, provare comunque a fare qualcosina in più. Gestisce questo possesso la Lazio, buona qui la giocata in banda con la conclusione. La Lazio, quando ha il pallone, prova a rendersi sempre pericolosa e direi che lo sta facendo bene in questo avvio. Guarda Mattia, siamo quasi a un quarto di gara e insomma adesso chi ci ha ascoltato e chi vede per la prima volta la partita penserà, come lo stiamo pensando anche noi, che questa differenza al momento non si è vista. Devo dire per meriti della Lazio, perché sta tenendo botta, si vede che ha approcciato molto bene la gara. Qui c'è un altro fallo secondo me non fischiato, così siamo pari e patta. E dicevo, la Lazio ha approcciato molto bene. E qui il fallo arriva, è di Siclari e arriva anche in allegato il primo cartellino giallo della partita, in ritardo decisamente Siclari. Cercheremo di capire magari tra poco se questo cartellino giallo, almeno in diretta, ci è sembrato un po' eccessivo. Un po' eccessivo assolutamente, siamo veramente è il secondo fallo, il terzo fallo della Lazio, terzo fallo della però Lazio. Insomma, giocatrice che ha provato a intercettare la palla non ci riesce perché l'avversaria è stata più brava. Sinceramente non mi sembrava assolutamente un fallo da giallo. Devo dire che insomma, un paio di errori l'abbiamo visti da parte della coppia arbitrale in questa fase. Vanelli sul punto di battuta, sistema la barriera Monteiro, la conclusione mancina di Vanelli, parte forte ma dritta praticamente, pallone oltre la linea di fondo, ripartirà la Lazio. È chiaro che questo è un giallo pesante per Siclari, perché è lei che alza un po' l'intensità difensiva della Lazio. Sì, diciamo è quello che quando hai comunque sul groppone un giallo dopo 8 minuti ovviamente ti devi anche saper gestire sotto questo punto di vista, però insomma ha l'esperienza per sì, farlo. Si può fare. La Lazio butta via il possesso e allora Roma che riparte con Vanelli, l'imbucata dentro per Praticò che prova a toccarla di prima, arriva ancora una volta Siclari in chiusura e sarà rimessa laterale per la Roma, una Roma che sta tenendo sì il possesso palla ma di fatto per il momento non ha praticamente mai calciato in porta. No, c'è stata secondo me una grande occasione prima. Eravamo in cuffia però c'era Vanelli che secondo me ha scaricato la palla troppo presto, poteva avanzare, poteva essere veramente una grande occasione per la Roma, ma insomma anche la Lazio ha avuto un paio di situazioni pericolose. Ecco qua che ti dicevo prima, la giocata corta in appoggio su Betigna, e poi ecco qua sono state brave ad accorciare tutte le compagne. Pallone per Betigna che prova a girarsi e a calciare, l'aspetta lì
Anna Carolina Sestari a bloccare il pallone. La Roma riparte, non si muove il punteggio qui al Pala Cesaroni 0-0 e manca praticamente un minuto alla metà di questo primo tempo. Roma in possesso, prova la giocata, qui Siclari rischia di andare a commettere fallo, fanno correre gli arbitri, la Lazio riconquista il pallone, Siclari l'imbucata dentro per Barca, diventa buona per Betigna che controlla, apre per Barca, è arrivata però la chiusura puntuale di Ceccobelli. L'ultimo tocco tra l'altro è proprio di Cecilia Barca e sarà rimessa laterale in favore della Roma. Direi una Lazio mediamente più pericolosa e forse possiamo dire, Marco, in questo momento anche con le idee più chiare su cosa fare con il possesso tra i piedi. Intanto qui fallo netto di Betigna. E diciamo che tra i due il cartellino giallo rimango sempre sorpreso, ma non perché, Mattia, credimi, non voglio sottolineare l'errore arbitrale, però da ex giocatore ti dico, rimango proprio così senza parole, perché un fallo di prima innocuo, fischi il giallo, un fallo del genere un fallo del genere non tiri fuori il cartellino. Comunque, a prescindere da questo, assolutamente sì, ma la Lazio paradossalmente, sai, per la Lazio è più facile, sono svantaggiato, gioco una squadra più forte, devo cercare di tenere botta, di difendere e appoggiarmi come stanno facendo su Betigna molto molto bene. La Roma sta cercando di alternare, si sta un po' innervosendo, secondo me. Stavo vedendo il mister che si sbracciava con le giocatrici in panchina, dalla gestualità, insomma, secondo me la Roma sta cercando di allargare un po' la difesa della Lazio sfruttando l'ampiezza, come hai notato prima molto bene tu, sta giocando con un 4-0, ogni tanto va a prendere la posizione di pivot per dare anche un punto di riferimento, però insomma sta facendo fatica, ma ripeto, secondo me molto più per meriti delle biancocelesti più che per demeriti delle giallorosse. Narcisi, Praticò 1 contro 1 in banda, il doppio passo di Praticò che poi si ferma e preferisce ragionare. Narcisi transita per i piedi di Ceccobelli, altro cambio di lato per Narcisi, poi Ceccobelli prova il taglio profondo, puntuale la chiusura di Betigna di testa. La Roma rimane in zona d'attacco con una rimessa laterale, giusto un minutino di riposo per Cecilia Barca che torna subito in campo. Sì, la Lazio deve fare tanta attenzione, Mattia, perché siamo già a 4 falli, mancano ancora 10 minuti, sono tanti contro una squadra che gioca bene. La Roma è vero che non ha avuto grandi occasioni, però è vero che ha fatto commettere 4 falli alle avversarie, quindi questo è un vantaggio non da poco, secondo me. Anche perché mancano 9 minuti e mezzo alla fine di questo primo tempo, quindi situazione falli assolutamente da monitorare in casa Lazio. Ancora ferma 0 invece la Roma, che non ne ha speso neanche uno fino a questo momento. Narcisi, Ceccobelli alza la testa, preferisce giocare corto, poi si prende il pallone di ritorno, è isolata in banda, prova l'imbucata dentro, ancora la chiusura di Siclari. Barca prova la giocata, riesce a tenere in campo il pallone, occhio che la Roma riconquista, è un 2 contro 1. Praticò, mette dentro il pallone per Tampa, provvidenziale in uscita Monteiro a negare il gol dell'1-0 alla Roma. Qua Barca per stanchezza tiene in campo una palla che sarebbe stato meglio non tenere, perché poi l'ha persa. Occhio Siclari sul secondo palo per Betigna che in tuffo ha provato la correzione in porta. Occasione da una parte, occasione dall'altra. Vedremo se questi due episodi avranno un po' acceso questo derby. Questa, Mattia, secondo me è l'occasione più importante della partita, perché sta bravissima Siclari a mettere questa palla per Betigna che ha provato in un modo o nell'altro a spingerla dentro, non c'è riuscita, però insomma veramente una grande palla. Vanelli isolata in banda con il suo mancino, prova a rientrare verso il centro del campo. Narcisi, pallone gestito ancora dalla Roma con Tampa, proprio Tampa ha avuto sul destro, ha provato con il colpo sotto a battere Monteiro in occasione precedente. Roma ancora a gestire questo possesso palla. Tampa si fa tutto il campo praticamente in diagonale, ma il campo è finito. Sarà rimessa laterale per la Lazio. Gli adeguamenti difensivi della Lazio stanno funzionando molto bene. Sì, assolutamente. Sto vedendo anche, secondo me, una grande gestione da parte di Grassi, perché ha capito che il modo per tenere a galla questa gara è proprio... Attenzione, intanto Jennif prova a liberarsi sul destro, viene chiusa, lotta sul pallone, si accende quasi una mischia, ma ancora Jennif caparbia, va a prendersi la rimessa laterale con grande spirito qui Jennif. Sì, la Lazio sta
dicevo prima, sta cercando di tenere altissimo il livello difensivo. Per fare questo, Mattia, si spendono tante energie e quindi vediamo molto, molto spesso dei cambi delle giocatrici biancocelesti, però direi che sta pagando e non poco. Occhio qui a questo schema su rimessa laterale per la Lazio. Manca però il pallone Masaro e allora Roma che riparte da una rimessa laterale, corre il cronometro, 7 minuti 46 secondi, 0-0 in questo derby tra Women Roma e Lazio. Masaro a riconquistare il pallone, poi non si capisce con Jennifer e Roma che ripartirà da un'altra rimessa laterale. Roma che è riuscita a rendersi pericolosa alzando la linea di pressione, si dice in gergo, no? Situazioni da gioco rotto, ma diciamo quando prova a sviluppare il giro palla fa molta più fatica. Sì, Mattia, considera che adesso io le percentuali non le conosco a memoria, però ti posso assicurare che almeno il 70% dei gol in questo sport vengono fatti per situazioni di transizione, quando rubi palla al tuo avversario e sfrutti una superiorità numerica, perché anche per una grande squadra come la Roma e per qualsiasi altra grande squadra maschile o femminile che sia, sviluppare una fase offensiva e bucare la difesa non è così semplice come può sembrare. Sestari riesce a tenere vivo questo pallone ed evitare il calcio d'angolo e a dare un nuovo giro in fase di possesso palla alla Roma. Neroni si appoggia all'indietro su Vanelli, cambio lato, Vanelli prova l'1-2, arriva il fallo speso da Masaro, occhio perché è il quinto fallo per la Lazio e dal prossimo sarà tiro libero per la Roma. Questo Mattia sempre al limite, però molto ingenuo, perché mette le braccia così e non si può fare, purtroppo non si può fare. Secondo me la devi accompagnare, semplicemente sei a metà campo, quindi è un quinto fallo speso non proprio benissimo da parte della Lazio. Classico fallo, direi, di chi ha il timore di essere preso alle spalle dall'1-2 e sì, preferisce andare, diciamo, con il body check. Il discorso è che allungare così le braccia non ti porta tutto questo vantaggio, quindi è rischi, perché è proprio da regolamento gli arbitri molto spesso è una cosa che non ti fanno proprio passare. Siclari prova ad offrire questo pallone a Barca che però non riesce ad arrivarci, leggermente troppo lungo il pallone di Siclari. 6 minuti 43 secondi, Sestari fa ripartire la Roma, ancora Tampa a gestire questo possesso, si fa vedere e riceve Vanelli 1 contro 1 in banda, prova a sfruttare il blocco e a rientrare Vanelli che offre ancora il pallone a Tampa, altro 1 contro 1, prova a rientrare Tampa ma sono troppe le giocatrici della Lazio che ne esce alla fine con il pallone tra i piedi e con il fallo commesso da Tampa, il primo per la Roma nel primo tempo. Sì, la panchina biancoceleste si stava sgolando perché hanno chiamato un fallo di blocco, che ricordiamolo non si può fare, molto spesso si usano i blocchi, ma il blocco si può fare se ti fermi a 30-40 cm dal tuo avversario e non lo tocchi, ma fai semplicemente un'azione di disturbo. Un paio di volte le giocatrici della Roma sono andate a contatto, e per questo che la panchina biancoceleste si stava sgolando. Ricordiamo che adesso, Mattia, per chi non ci segue così appassionatamente, ricordiamolo, in questo sport quinto fallo si entra in bonus, dal sesto si ha la possibilità di calciare un tiro libero dai 10 metri. Rimessa laterale per la Roma, 6 minuti 4 secondi, ancora tutto in equilibrio. La conclusione qui anche deviata da parte di Bertè, arriva la parata di Monteiro, sarà corner per la Roma, è pronta ad incaricarsene Tampa. Vediamo quale sarà la scelta su questa palla da fermo per la formazione di Celi Gagliardo. Arriva la chiusura di Betigna che riesce anche a servire Siclari. Arriva anche il fischio degli arbitri, fallo, se non vado errato, di Tampa, il secondo in pochi secondi per la Roma. Sì, la Roma che comunque ha da spendere, quindi vedi, quando puoi spendere falli a 5 minuti alla fine ti puoi giocare anche questi bonus, diciamo tra virgolette. Questa è un'altra palla di Siclari per Betigna, qua la legge molto bene, attenzione. Jennifer prova a servire Betigna, un paio di rimpalli, alla fine sarà rimessa laterale per la Lazio. Si era inserita bene qui Jennifer che dalla panchina ha avuto un ottimo impatto su questa partita. Decisamente, solita palla di Siclari che secondo me sta facendo veramente ha fatto un grande primo tempo. Betigna che come al solito la protegge, ma la differenza è questa, è quando Machado arriva con questa veemenza, questa forza, poi si possono creare occasioni molto importanti. La conclusione di Barca sul secondo palo, ha provato ancora una volta a metterci la testa a Betigna e adesso la Lazio, insomma,
qualcosina lo ha costruito in questo primo tempo. Devo dire che insomma, con molta sorpresa anche da parte nostra, si è avvicinata molto più la Lazio al vantaggio rispetto alla Roma, questo assolutamente lo possiamo dire. Roma che forse ha avuto l'occasione più nitida, quel 2 contro 1 sull'asse Praticò-Tampa. La Lazio che però punge come se lo fa quando riconquista il pallone. L'imbucata dentro, qui non riesce, il controllo a Neroni. È già ripartita la Lazio, Siclari, Genif prova ad andarsene in banda, viene chiusa in rimessa laterale, stiamo per entrare nell'ultimo quarto di primo tempo, 5 minuti 8 secondi, ancora 0-0 in questo derby tra Roma e Lazio, qui dalla Pala Cesaroni di Genzano. È proprio Genif ad incaricarsi della rimessa laterale, cambia lato per Capitan Barca che alza questo pallone, altro colpo di testa, stavolta ci è arrivata Betigna, era praticamente impossibile con quel campanile riuscire a dare forza e precisione al colpo di testa. Infatti notavo proprio il dialogo che c'era tra la Sestari e la compagna di squadra, che si lamentava della mancata uscita. Invece io sono assolutamente d'accordo con Carolina, perché una palla così alta difficilmente l'attaccante avversario può fare gol di testa in questo sport, a differenza di quando invece la palla è molto tesa, messa bene, allora lì è un altro discorso. Qui non ha una linea di passaggio pulita, Sestari che allunga il pallone direttamente in rimessa laterale, pronta Barca a battere la rimessa. Altre rotazioni intanto per la Lazio, tornata in campo Moreira in maglia numero 13. Lazio che però qui perde il pallone e la Roma prova ad imbastire una nuova azione offensiva quando mancano 4 minuti e praticamente 20 secondi alla fine del primo tempo. Vertè si appoggia su Tampa, quasi surplus in 1 contro 1, poi cambia lato su Neroni, si fa vedere per dare una linea di passaggio Praticò, circondata però da giocatrici della Lazio. La Roma riesce in qualche modo a tenere vivo il possesso. Tampa 1 contro 1 su Barca, prova a rientrare sul destro e a calciare, alla fine la Lazio spazza via il pallone, Sestari lo ha raccolto e prova a pilotarlo, palla al piede nella metà campo difensiva biancoceleste. Qui quasi un doppio tocco, alla fine favorita l'uscita di Monteiro che prova ad andare lungo da Betigna. Stavolta fa buona guardia Bertè che regala una presa comoda ad Ana Carolina Sestari, fuori Praticò, dentro Vanelli, prova con le rotazioni a trovare il bandolo della matassa alla Roma in questo primo tempo. Qui ancora l'uscita puntuale da parte di Monteiro che allunga in rimessa laterale. Abbiamo parlato prima delle situazioni di gioco rotto, è chiaro che un'altra grande chiave in questo sport sono le palle da fermo. Sì, infatti stavo vedendo proprio quello, in una partita che non si sblocca ovviamente. Intanto qui Tampa al volo alto sopra la traversa. E invece Mattia, altre due cose, sono sorpreso perché uno a 3:27 dalla fine ancora i due allenatori non hanno chiamato time out, che se per la Lazio mi sorprende di meno perché sta facendo molto bene, per la Roma mi sorprende un pochino di più. E l'altra è che molto spesso la Roma si appoggia anche a Carolina Sestari per giocare con il portiere di movimento. È un altro diciamo è un'altra possibilità che la Roma molto spesso fa e che non sta facendo ancora stasera. Adesso vedremo se poi più avanti Seli Gagliardo cambierà idea. La Roma che intanto gestisce questo possesso con Narcisi, Neroni e poi Bertè. Altro cambio di lato per Narcisi, il movimento profondo di Neroni chiusa sempre da Siclari che ci mette il piede, tocca in rimessa laterale. Adesso un po' di riposo per Siclari, torna in campo Genif che sicuramente insieme a Betigna ha costruito le cose migliori per la Lazio in questo primo tempo. Roma in possesso, Vertè si fa vedere in banda Neroni, il pallone imbucato dentro, non era male questa imbucata di Vertè per il taglio da parte di una giocatrice della Roma. Si trattava di Vanelli. Sì, Vanelli se l'era un po' persa con Ticelli. Questa era un'altra grande occasione, Mattia, perché è vero che non era semplice, diciamo, spalle alla porta, correndo una palla alta, spizzarla così bene, però occhio qui al grandissimo controllo di Betigna, una mischia all'interno dell'area di rigore. Vediamo di chi è stato l'ultimo tocco, di una giocatrice della Roma, dunque sarà rimessa laterale in zona d'attacco per la Lazio. Ancora Genif e Betigna su quel pallone a creare un po' di scompiglio nella difesa della Roma.
Genif imbuca dentro, lo fa male però all'indirizzo di Betigna. Roma che ripartirà da una rimessa laterale. Torna in campo Capitan Ceccobelli per le giallorosse che provano ad imbastire un nuovo possesso. 2 minuti 20 secondi, non si sblocca questo derby. Ecco che sale, come dicevo prima, Sestari, sì, che qui prova ad andare lunga, troppo però difficile provare a tenere vivo questo pallone da un portiere all'altro. Praticamente si ripartirà con le mani di Monteiro, che va a cercare ancora una volta Betigna lì davanti, fa sponda con il petto per Moreira. Genif, Lazio che adesso prova a ragionare, altra imbucata dentro per Betigna, pallone fuori misura e la Roma ripartirà dalle mani di Sestari. 2 minuti da giocare in questo primo tempo, 0-0, e direi complessivamente poche occasioni in questi primi 20 minuti. Sì, ecco che forse Seli Gagliardo sta per chiamare il time out. Ho visto che aveva preso il tagliandino per darlo al terzo arbitro. Sestari che si sta un pochino affacciando da questo punto di vista per cercare quell'occasione in più. Intanto il time out adesso è ufficiale, sì, e appena la Roma andrà in possesso palla ci sarà il time out e saremo curiosi di sentire Seli Gagliardo. Eccolo il possesso per la Roma dopo il colpo di testa di Siclari che si perde oltre la linea di fondo. Time out, tra pochissimo andremo a sentire le parole di Seli Gagliardo con Lorenzo Savi che invece presidia la panchina della Lazio. Elisa, Gabi e Silvia per gli ultimi 1 minuto e mezzo, va bene? Palla ora tampa, tutti avanti, facciamo 1-5, ok? Raga, ogni palla che c'è puntiamo e una si allarga, secondo palla in centro, che abbiamo 1 minuto e mezzo e loro hanno 5 falli, quindi non spingeranno tanto. L'importante è che dalla palla per 1 contro 1 si apre, va bene? Dopo il tiro, Raga, chi fa il passaggio per l'1 contro 1 di non rimanere troppo dietro, si allarga ma già deve essere pronta qui per iniziare a difendere, va bene? Vai, dai. Sì, semplicemente Mattia aprire il campo e isolare, diciamo, una giocatrice forte tecnicamente, sfruttare il fatto che la squadra avversaria ha 5 falli e non può commettere un ulteriore fallo. Finisco dicendoti, mi sarei aspettato questo timeout un pochino prima perché manca solo 1 minuto e mezzo, quindi la Lazio deve essere brava, adesso ha avuto l'occasione anche di rifiatare un pochino, a non commettere fallo, e secondo me deve essere brava a pressare bene la palla, a non dare luce e spazio alle giocatrici della Roma, anche perché, ti ripeto, se poi ti fai puntare da una giocatrice brava poi diventa più difficile. Tra pochissimo andremo da Lorenzo Savi a bordo campo per sentire invece quelle che sono state le indicazioni di Grassi. Qui Tampa prova il break personale, la conclusione però è alta sopra la traversa, allora noi ne approfittiamo per fare un giro a bordo campo. Sì, il lato Lazio è proprio questo che ha sottolineato Grassi durante il time out, questa giocata su Betigna che la Roma sembra soffrire tanto in questo primo tempo, e poi ha continuato le sue solite indicazioni un po' con il joystick, diciamo, per la linea difensiva che sta andando molto bene. Sì, Clari, qui prova il break personale, chiaro, l'abbiamo detto, la soluzione principale per la Lazio è questa imbucata dentro su Betigna che comunque sta facendo un grandissimo lavoro lì davanti. Sì, ma la Lazio questo lo fa praticamente tutte le partite. E attenzione, qui perché intanto che attacca la Roma, è un gol meraviglioso quello di Gabi Vanelli, la sblocca la Roma con una perla assoluta di Vanelli, 1-0. E questo è un grandissimo gol, quello che dicevamo prima, isolamento. Qui Betigna sottolineo anche per stanchezza, perché mamma mia dove l'ha messa Vanelli, però veramente la palla era rimbalzella un pochino, Mattia è riuscita a prenderla veramente benissimo e qua non può proprio nulla il portiere della Lazio. Golasso di Vanelli, la Roma sblocca il derby a 54 secondi dalla fine del primo tempo. Se vogliamo crolla un pochino il castello della Lazio che stava tenendo benissimo in questi primi 20 minuti. Sì, fortuna per la Lazio che questo almeno per la Lazio capita a 50 secondi dalla fine del primo tempo, dove puoi andare un po' a riorganizzare le idee.
Tanto qui c'è un piccolo errore di Anasestari, sfugge la palla a calcio d'angolo. Diciamo questa è la differenza poi quando hai, diciamo, nel cantiere giocatrici forti che ti permettono con una giocata di risolvere un po' le situazioni. Super gol davvero di Vanelli, qui è arrivata una deviazione credo sul calcio d'angolo della Lazio, sembrava abbastanza netta, segnata la rimessa laterale della Roma. Un altro grande errore perché era veramente evidente. Qui Vanelli prova a tenere vivo il pallone, riconquista la Lazio, Siclari ad imbucare, arriva all'anticipo, occhio che Tampa, spazio per calciare, voleva il pallone, praticò, egoista qui Tampa perché era chiusa proprio sulla sua conclusione la difesa della Lazio. Sì, questa è la classica situazione di 3 contro 2 dove la giocatrice che è in possesso palla centrale può decidere se scaricare palla alla compagna. Devo dire che secondo me c'era stata una buona presa di posizione delle giocatrici della Lazio, e lì il dubbio è se calciare o meno. Era un pochino lontana, però insomma. Qui la chiusura della Roma che prova anche a ripartire con Vanelli che imbuca dentro per Praticò che prova con l'esterno a superare l'uscita di Monteiro, ci riesce ma allarga troppo il tocco. Roma che dopo aver trovato l'1-0 ha avuto questa anche la chance per raddoppiare. Ma infatti ti ho detto, per fortuna della Lazio è capitato a 50 secondi dalla fine, adesso sono 13, è proprio perché quando ti crolla un pochino il castello di quello che ti eri preparato, poi a livello psicologico non è assolutamente facile, Mattia, perché hai tenuto a botta tutto il primo tempo, hai subito gol a 50 secondi dalla fine, ci può stare contro una squadra molto forte come la Roma, e fortuna per la Lazio che adesso può andare negli spogliatoi a riordinare un pochino le idee e soprattutto riprendere le forze mentali. Non deve calare perché la Lazio si è comportata non bene ma benissimo, perché ricordiamolo, i valori in campo sono molto differenti. Sirena a sancire la fine dei primi 20 minuti qui al Pala Cesaroni a 54 secondi dalla fine del primo tempo. Il super gol di Vanelli che regala il vantaggio alla Roma in questo derby. Noi ci prendiamo una piccolissima pausa, poi torniamo tra poco con gli highlights dei primi 20 minuti e ovviamente il secondo tempo da vivere insieme. Lorenzo, mi senti? Sì? Senti, cerca di prendere Vanelli se puoi. Già l'ho detto, perfetto, Vanelli. perfetto. Vuoi gli chiedo qualcosa in particolare? Beh, il gol che ha sbloccato la partita molto bello, però. È arrivato forse un pochino tardi. Esatto, un pochino tardi, comunque Lazio molto ordinata, la Roma che ha fatto un po' fatica, il tema è questo, insomma. Dai.
Ben ritrovati dal Palla Cesaroni, siamo nell'intervallo di questo derby tra Women Roma e Lazio. La Roma l'ha sbloccato a 54 secondi dalla fine del primo tempo con un grandissimo gol di Gabi Vanelli, veramente una perla assoluta che tra poco rivedremo con gli highlights. Una Lazio che ha tenuto bene mentre scorrono le immagini di questi primi 20 minuti, una Lazio che ha tenuto bene, è servita veramente un'invenzione di Gabi Vanelli per sbloccare questa partita, Marco. Sì, aveva tenuto benissimo e non solo Mattia, ecco, questa era l'occasione di prima che Vanelli poteva avanzare ancora un po'. Dicevamo, la Lazio ha tenuto benissimo, non solo perché prima del gol, insomma, della Roma, poi alla fine adesso le rivedremo, ci sono state un paio di situazioni molto ma molto pericolose, due imbucate sul secondo palo dove il pivot della Lazio non è riuscito a spingerla, sì. Betigna non è riuscito a spingerla fino in campo, fino alla fine. Questa è un'altra grande occasione, sì, forse l'altra grande occasione della Roma in questo primo tempo, con l'assistenza di Praticò per Tampa, chiusa sì, però splendidamente da Montero. E l'altra molto simile, dove Betigna, insomma, è stata molto brava, perché ecco qui il classico, la classica giocata della Lazio alla ricerca della profondità, dove c'è Betigna che difende molto bene palla, e qua è Vanelli che insomma si inventa letteralmente il gol. Golasso veramente di Vanelli, l'ha messa all'incrocio, tra l'altro da posizione molto molto difficile, super gol veramente, sì, di Gabi Vanelli. Io dalla diretta avevo percepito questo, c'era questa palla che si era leggermente staccata dal terreno, e questo ha permesso veramente di impattarla con una violenza pazzesca. La mette poi, tra l'altro la indirizza molto bene, e lì poco può fare la Monteiro. Insomma, il tema è stato questo. La Lazio secondo me ha fatto, ripetiamolo perché ha fatto un grande primo tempo, perché insomma tutti ci aspettavamo una Roma che potesse sbloccarla prima, ma molto spesso insomma poi quando trovi dall'altra parte, e questo sottolineo in questo sport, una squadra ben organizzata che ce la mette tutta, non è poi così scontato e facile andare in vantaggio. Altra pausa per noi, torniamo tra poco anche con Lorenzo Savi e con la sua intervista flash da bordo campo, torniamo tra pochissimo.
È già in campo la Lazio, stiamo aspettando invece il rientro nel rettangolo di gioco da parte della Roma. Ci vuole parlare evidentemente su Celi Gagliardo, che direi tra le due panchine è quella che, al di là del gol di Gabi Vanelli che ha sbloccato la partita, è probabilmente quella meno soddisfatta, no? Per il canovaccio e per come la Roma la sta interpretando e l'ha interpretata nei primi 20 minuti. Sì, se pensi che nel primo tempo Mattia è stato chiamato, il time out a 1:30 dalla fine dalla Roma, dalla Lazio non è stato chiamato, secondo me, ripeto, giustamente, perché poi Grassi ha interpretato bene, a mio modo di vedere. Quando la tua squadra sta facendo molto bene non c'è motivo, forse l'unico era quello di farli rifiatare un pochino per non rischiare di prendere il sesto fallo, ma poi comunque il sesto fallo non è stato causato e la Lazio deve continuare. Diciamo, adesso la difficoltà secondo me potrebbe essere soltanto a livello psicologico, Mattia, perché adesso sai che la squadra avversaria ha sbloccato il risultato e dovresti essere te a cercare di riprendere la partita, però facendo questo contro una squadra molto più forte tecnicamente ti puoi scoprire, e per il discorso che ti facevo prima, rischiare di prendere le ripartenze, le transizioni contro una squadra del genere, insomma, non è proprio semplice. C'è Vanelli insieme a Lorenzo Savi per la flash, vai Lorenzo. Sì, con Gabi un primo tempo tanto complicato, poi c'è stato la gioiella il gioiello della Fenomena. Sì, al primo tempo è stata una partita molto equilibrata e alla fine penso che la Lazio ha diminuito un po' la marcia perché eravamo a 5 falli e sono stata fortunata a trovare quel gol all'ultimo minuto, quindi dobbiamo adesso continuare a portare il risultato. Grazie e in bocca al lupo. Fin troppo umile, perché insomma, sì, direi che fortunata più della non fortuna, direi. più della fortuna c'è sicuramente la bravura, insomma la fortuna non arriva mai per caso. Gran gol veramente quello di Gabi Vanelli a sbloccare la partita, e ha dato una chiave di lettura interessante mentre aspettiamo il fischio degli arbitri per dare il via al secondo tempo, perché diceva la Lazio ha un pochino abbassata l'intensità con i 5 falli. Chiaramente in quella situazione, in un contesto non di bonus, la Lazio poteva spendere un fallo e non regalare quell'1 contro 1 a Vanelli. Ecco poi in che cosa ti condiziona essere in bonus. Sì, Mattia, ovvio che per quello che ti dicevo, quando la Lazio è arrivata a 4 falli mancava tanto, quello poteva essere un fattore. Non lo è stato col tiro libero, ma lo è stato effettivamente perché non puoi commettere fallo, comunque non puoi sporcare la giocata della tua avversaria. È iniziato il secondo tempo, vedremo se la Lazio riuscirà a rimettere in equilibrio la partita e vedremo anche quali correttivi avrà portato Celi Gagliardo nell'intervallo. Difficile pensare che la Lazio possa fare un tipo di partita diversa da quella vista nel primo tempo, la Roma invece assolutamente sì. La partita della Lazio è questa, imbucata per Betigna, ripeto, poi Betigna deve cercare di variare sia nel servire le compagne quando arrivano, come sono arrivate bene nel primo tempo, e ogni tanto cercare la giocata personale. Devo dire che la Bertè si sta comportando molto bene, perché ha capito questa situazione e molto spesso cerca di andare in anticipo, anche se non è facile, perché la stazza poi della Betigna insomma non è proprio da poco. Ecco la Betigna in possesso palla a difendere, spalle alla porta, riesce a riciclare il pallone per Siclari, che sbaglia completamente. Il tocco per Cecilia Barca, si scusa Siclari, uno dei primi errori di un primo tempo con un cartellino giallo, ma di grandissima sostanza. Guarda, secondo me è stata, se non la migliore, sicuramente tra le migliori. Vanelli, Bertè, si fa vedere per una linea di passaggio Tampa, scelta invece Sestari, che prova ad imbucare dentro per Vanelli, che prova ancora a liberare il sinistro, trova una deviazione, occhio che la Roma ha una buona chance, e qui Ceccobelli cestina il gol del 2-0. Un'incredibile occasione per una carambola, adesso la rivediamo, un tiro che aveva sbattuto sulla compagna, e qui sicuramente la Ceccobelli la poteva indirizzare meglio. L'anticipo di Tampa, ecco la Ceccobelli ad appoggiarsi indietro su Sestari, che alza la testa e va da Bertè. Prova a gestire il possesso la Roma, che ha iniziato con uno squillo importante questo secondo tempo. La solata di Tampa, Bertè apre il campo per Vanelli, di ritorno per Bertè, il taglio centrale di Vanelli che fa in diagonale tutto il campo e poi con il tacco tocca per Ceccobelli. Prova con la qualità nel giro palle, nel possesso la Roma, qui
a proposito di qualità veniamo subito smentiti perché è sbagliata l'imbucata di Tampa. Tra l'altro Mattia, molto spesso la Roma usa Ana Sestari anche in vantaggio per sfruttare poi la superiorità numerica, per sfruttare il maggiore tasso tecnico, e quindi non mi sorprenderei se la Gallardo continuasse, come abbiamo visto in un paio di occasioni, a utilizzare questo sistema di gioco. Tampa, pallone per Gabi Vanelli, 1 contro 1 in banda, prova a rientrare sul suo piede che è il sinistro, fa buona guardia alla Lazio che chiude, poi un paio di rimpalli, alla fine l'anticipo di Tampa, 3 contro 3 che si sviluppa per la Roma. Bertè controlla, strada chiusa, riesce ad appoggiarsi su Cecobelli, Vanelli non va alla conclusione in porta, e qui forse troppo altruista Vanelli, che aveva praticamente sul sinistro la porta, non dico spalancata, ma quasi. Guarda, Mattia sta chiedendo il cambio, quello è stato un errore. Intanto qui occhio a Betigna che ci stava per regalare un altro super gol. Ecco che c'è il cambio tra la Vanelli e la Narcisi, si era in debito di ossigeno perché ha fatto una scelta, più che altro non era un gesto tecnico, ma la scelta è stata veramente sbagliata in quel senso. Qui occhio a Bertè che calcia forte col mancino, pallone che si ferma sull'esterno della rete. Tra l'altro le nostre telecamere non so se riescono a pescare una Daniele Chilelli praticamente a ridosso della panchina durante l'intervallo lungo scambio di opinioni con Maurizio Grassi, ma lo dicevamo prima, direi che la Lazio ha interpretato la partita, sta giocando la partita che doveva giocare. Ma sì Mattia, più di questo secondo me Grassi non può aspettarsi, nel senso c'è stato un grande poi dispendio di energie, lo vedi anche dai cambi continui. Betigna adesso viene al campo, viene al cambio per Barbara Masaro, che prende il suo posto. Insomma, le ragazze stanno cercando veramente di fare il possibile per quello che sono i valori in campo, e ripeto, la Lazio deve continuare, non deve esporsi, infatti non lo sta facendo, e sfruttare magari situazioni tipo questa. Occhio a Barca che calcia, pallone sull'esterno della rete, buona chance per la Lazio, se l'è di fatto costruita da sola Cecilia Barca. Tampa prova a sfidare in 1 contro 1 ma viene scippata del pallone, ottima veramente qui la chiusura da parte della Roma. Lazio che però sta provando a far male in fase di riconquista e di attaccare proprio nell'immediato, diciamo subito dopo aver riconquistato il pallone la Roma. Attacca proprio la Lazio con il pallone che transita per i piedi di Siclari, taglio in diagonale, occhio qui all'1 contro 1, ottima giocata con Masaro che finisce a terra, arriva il cartellino giallo, questa volta direi sacrosanto. È il primo fallo di squadra per la Roma in questo secondo tempo, ma come detto in allegato c'è anche il cartellino giallo. Sì, la Narcisi poi ha preso, diciamo involontariamente, una manata sul naso, e qui c'è stata una grande, la rivediamo adesso, una grande giocata, ha spostato palla Masaro, sì. E sarebbe stata veramente a tu per tu con la Sestari, non sarebbe stato così semplice poi Mattia fare gol, però insomma questa era comunque una grande occasione. Potenziale occasione per la Lazio, spende un fallo la Roma, abbiamo detto è il primo di questo secondo tempo. Occhio a Siclari che si avvicina sul punto di battuta, prova l'imbucata dentro, Sestari 2 volte e poi Masaro non riesce nel tap-in, viene anticipata proprio al momento del tap-in da Narcisi che si rende protagonista di un'ottima giocata difensiva. Eh sì, qua poi la Sestari insomma fa capire che essere eletta insomma il miglior portiere del mondo non è cosa per tutti. Tampa prova a breccare in mezzo al campo, viene chiusa in rimessa laterale, ma ha avuto anche la Lazio la chance per impattare questa partita. Neroni a gestire il possesso per la Roma, cambio lato. Bertè prova ancora a scodellare questo pallone, un paio di tocchi, pallone che sbuca, buono per Neroni, provvidenziale la chiusura da parte di Moreira, sì, che è arrivata in scivolata, corner per la Roma. Questo è quasi un gol, Mattia, perché sì, veramente riesce a non commettere fallo, a levare
la palla alla sua avversaria al momento giusto. Questa è un'altra grande occasione. Ha esultato infatti Moreira dopo l'intervento. Moreira che qui prova a dare una linea di passaggio, prova anche a calciare, viene rimpallata dalla Neroni, sarà corner per la Lazio. 15 minuti 12 secondi, direi che non è cambiato di tanto il copione rispetto ai primi 20 minuti di questa partita. No, e la Lazio sta facendo quello che deve fare, e anche in questo secondo tempo, cercando poi, quando gli capiterà, di sfruttare le poche occasioni al meglio. La Roma secondo me dovrebbe invece cercare di spingere sull'acceleratore proprio per non permettere alla Lazio di rientrare in gioco. Occhio qui al break della Roma, ma sbaglia il tocco Bertè, e questa è una, diciamo così, brutta giocata della Roma, perché di fatto si era aperto il campo. Sì, questo era un 3 contro 1 potenziale. Secondo me doveva guidare ancora la palla, ha scaricato la palla troppo presto, doveva guidare la palla centrale, e poi quando sei attaccata dall'avversario, intanto credo 4 secondi? Eh sì, infrazione di 4 secondi forse alla Lazio. Stiamo cercando di capire anche un po' la gestualità degli arbitri. Fatto sta che la Roma riconquista il possesso con una rimessa laterale dalla stessa posizione. Neroni ad incaricarsi della battuta, va da Tampa, l'imbucata dentro, prova la suolata di ritorno, Praticosi chiude ancora una volta la difesa della Lazio, sarà corner per la Roma. 14:57 sul cronometro. Roma che rispetto al primo tempo sembra aver, diciamo, accorciato i tempi del giro palla e provare ad andare un po' più a far male alla Lazio, che qui prova a ripartire con Sicleri. La chiusura di Praticò che poi fa carambolare il pallone sulle gambe di Mazzaro, rimessa laterale ancora per la Roma. 14:49, non si muove il punteggio, 1-0 in questo derby tra uomini Roma e Lazio. Tampa l'1 contro 1 su Barca, rientra sul destro e calcia. Classica giocata di Tampa che però non centra lo specchio della porta. Sì, Mattia, stavo pensando che adesso un fattore importante, un nemico della Lazio potrebbe essere proprio la stanchezza, perché se nel primo tempo sei riuscito a, attenzione, questa era una grande palla, non ci ha creduto la Mazzaro, e questa era veramente una grande palla. Se nel primo tempo sei riuscito a mettere in difficoltà la Roma perché hai dato tutto e di più a livello fisico, il secondo potresti avere un po' più di difficoltà da questo punto di vista, e se non metti quell'intensità agonistica nel difendere come fatto nel primo tempo, sicuramente puoi andare in difficoltà. Tampa, ottima imbucata qui per Neroni, che arriva con un secondo di ritardo, non riesce a tenere vivo il pallone. Aveva visto un'ottima linea di passaggio qui Tampa, però nell'esecuzione è andata leggermente troppo lunga. Lazio che riparte da una rimessa laterale, Sicleri, si apre Monteiro per dare una linea di passaggio, sbaglia però Monteiro, ma arriva forte l'anticipo da parte di Moreira che prova a breccare. Va ancora Moreira che prova ad indirizzare sul secondo palo Ana Carolina Sestari, con l'uscita a dire di no. La Lazio che riconquista ancora con Barca. Betigna prova il tunnel addirittura su Neroni, riesce a difendere il pallone. Barca lo pilota e prova a servire sul secondo palo Moreira, ma la Lazio continua veramente a giocare. Hai parlato di intensità, ce ne sta mettendo ancora tantissima la squadra di Grassi. Guarda, Moreira sta facendo una grandissima partita secondo me. Nell'occasione precedente a questa veramente era con una forza, con un impeto, riuscito ad arrivare fino alla fine. Non ha trovato poi il giusto impatto con la palla, ma proprio per un'inezia. Barca che anche lei sta mettendo tutto e di più. E intanto qui arriva la trattenuta netta da parte di Betigna su Vanelli. Qui si lamenta con gli arbitri. La voglio rivedere, noi siamo lontani, sì. Secondo me interpreto quello che sta dicendo il direttore di gara alla Vanelli, che si è lasciata andare un pochino troppo facilmente. Questo è quello che posso percepire io da qui. Non mi sento di giudicare perché eravamo lontani, adesso poi rivedremo il replay. Pallone imbucato dentro per Cecobelli, che con il piattone ha provato ad indirizzare sul primo palo. Tanto questa è una giocata che la Gallardo aveva chiamato prima nel time out l'isolamento della Tampa, letteralmente con tutte le giocatrici che scappano semplicemente per dare spazio per il suo 1 contro 1, e devo dire che questa sera 3 su 3 le ha saltate veramente di netto. Questo però, ecco, rivedere il replay un attimino, Mattia, insomma, la sensazione è che ci fosse.
Tra poco altro giro a bordo campo da Lorenzo Savi, seguiamo questa azione della Roma. Bertè, Praticò, torna da Bertè, si apre Ceccobelli per dare una linea di passaggio, viene servita in questo momento. Occhio qui che Betigna finisce a terra, un paio di rimpalli e alla fine sarà rimessa della Lazio. Allora noi ne approfittiamo per volare a bordo campo da Lorenzo Savi. Matti, da una parte e dall'altra è stato bello il siparietto della panchina con la Bertè, dicendole dobbiamo prima muovere un po' la difesa, e poi contestualmente c'è stata la giocata sulla Vanelli e dalla panchina molto contenta hanno detto ah sì, va bene. Invece Grassi, l'unica indicazione che ha dato a Betigna è ogni tanto tira. Eh sì, perché Betigna sta facendo molto bene il lavoro di sponda e di assistenza, ma a parte un paio di situazioni in cui ha provato di testa, diciamo, a correggere l'assistenza delle sue compagne di squadra, di fatto non è mai riuscita a girarsi e a calciare verso la porta. Ma sai Mattia che mi sento così di interpretare le indicazioni di Grassi, perché secondo me sospetta che con il passare del tempo le compagne di squadra arriveranno sempre di meno a supporto per la stanchezza, quindi per quello ha suggerito a Betigna di girarsi e provare la conclusione, anche per dare respiro alle compagne che devono fare tanta strada per arrivare e stanno spendendo tanto in fase difensiva. Conticelli a battere la rimessa laterale, Jennifer, Siclari imbucata dentro proprio per Betigna, arriva ancora Siclari, scippata del pallone da Praticò che prova anche a spingere la transizione, poi si chiude la difesa della Lazio. L'ultimo tocco, se non erro, è proprio di Praticò, palla persa dalla Roma che diciamo così non è sempre nelle scelte, nelle letture in fase di transizione pulita nell'esecuzione. Guarda, qua Praticò fa proprio quello che dicevi te, un errore di lettura, fa un tocco in più perché aveva fatto tutto bene. Se avesse scaricato palla con un tocco in meno, secondo me sarebbe stata una grandissima occasione. Sempre facile da qui su, Mattia, è chiaro, senza la stanchezza e senza la pressione degli avversari. Ceccobelli, buona l'uscita da parte di Betigna che chiude Ceccobelli in rimessa laterale, si prepara a tornare Tampa per la Roma che batte questa rimessa laterale. Sestari al piccolo trotto prova a pilotare il pallone, poi Praticò prova a girarlo di prima, non trova però nessun destinatario. Praticò che adesso lascia il campo, pronto a tornare. Come avevamo anticipato, Tampa in maglia numero 5, rimessa laterale Lazio con Siclari. 11 minuti 20 secondi si resta inchiodati sull'1-0 con 54 secondi dalla fine del primo tempo di Gabi Vanelli. Siclari lunga troppo, Sestari lascia correre il pallone, ripartirà dalle sue mani l'azione della Roma. Adesso partita che è tornata un pochino a spezzettarsi, la Lazio rimane molto ordinata in fase difensiva e la Roma che però adesso ha meno fretta di prima di forzare la giocata o l'imbucata. Sì, non ne ha bisogno, ovviamente la Roma quello che deve fare attenzione è proprio quello, perché a difesa schierata, ripeto, c'è sempre la solita giocata verso Betigna, però insomma stanno trovando le contromisure. La Bertè molto spesso va in anticipo e comunque la Lazio per stanchezza arriverà sempre meno a supporto. Quindi la Roma l'errore che non deve fare, Mattia, è quello proprio di perdere palla nel possesso, ecco, come in questo caso, nello sviluppare un'azione e dare una transizione, un'opportunità all'avversaria. Pallone lungo per Siclari che si impegna, riesce solamente a pizzicarlo con la testa, sarà rimessa laterale in favore della Roma. Adesso un po' di riposo per Siclari, ricordiamo, gravata di un cartellino giallo, arrivato nel primo tempo. Torna in campo Moreira per la Lazio, Bertè va a scambiare, si fa vedere Ceccobelli, pallone imbucato dentro, di ritorno per Bertè, troppo lungo. Comoda la presa di Monteiro che prova ad andare dritta da Betigna, arrivata una deviazione da parte di Ceccobelli, sarà corner per la Lazio che ha, diciamo così, il dovere di provare a sfruttare queste occasioni da palla da fermo. Sì, adesso ero curioso di vedere se nella testa di Grassi c'è anche quando e se mettere il portiere di movimento. Ancora è presto, perché sì, da una parte hai un portiere molto bravo sia nei pali, il portiere più forte del mondo, ma è molto bravo anche nello sviluppo dell'azione con i piedi, con il portiere in movimento. Invece la Lazio da questo punto di vista deve mettere una giocatrice a fare proprio il power play, però insomma la situazione è
abbastanza in equilibrio Mattia. Diciamo la sensazione è che a palla, a difesa schierata, la Lazio non è così incisiva come vorrebbe Grassi. Dall'altra parte la Roma sta un po' decelerando da questo punto di vista. Ecco, queste sono le occasioni che deve sfruttare la Lazio nel rubare Barca sì, a lottare con Tampa, giocata di energie, di voglia da capitano di Cecilia Barca, che si guadagna, se non abbiamo visto male, un calcio d'angolo per la Lazio, che sarebbe il terzo consecutivo. Una Lazio che assolutamente non vuole mollare questa partita, solo 1-0, 9:43 dalla fine. Si tratta sì di corner per le biancocelesti, si allontana dal punto di battuta Barca, poi il pallone bucato dentro da Moreira. L'ultimo tocco di una giocatrice della Lazio, e dunque Roma che riparte con Gabi Vanelli che tocca l'indirizzo di Bertè. Tampa controlla la sua lata, prova ad imbucare dentro per Vanelli, riconquista il pallone Betigna che va da Moreira, che riesce a controllare e a calciare da posizione defilata, e qui Betigna ha letto bene la situazione, aperto per Moreira che però aveva pochissima luce di porta per provare a far male ad Anna Sestari. Tampa apre il campo all'indirizzo di Vanelli, 1 contro 1, il tunnel di Vanelli che prova a scavalcare poi l'uscita di Monteiro, arrivata con i tempi giusti, sarà rimessa laterale, non calcio d'angolo per la Roma. Non facile comunque temporeggiare sulla Vanelli, Mattia anche qui ha spostato palla all'ultimo, è stata bravissima Monteiro a leggere la situazione, però ecco, nell'isolamento questa sera insomma Vanelli e Tampa veramente sono sempre andate via le proprie avversarie. Moreira a lottare sul pallone, Tampa lo ripulisce per Sestari. Buona questa giocata di prima per aprire il campo a Tampa, che prova ad andare da Pratico, che sbaglia però il tocco sul secondo palo per Neroni. Anche qui aveva sviluppato bene la Roma, poi è mancata nella scelta e nell'ultimo passaggio. Aveva sviluppato benissimo, era uscita da una situazione di pressing della Lazio con una qualità eccezionale, 1-2 tocchi, andata in superiorità numerica, poi secondo me lì ha sbagliato un pochino la scelta nello scarico, attenzione. E intanto qui buona giocata da parte di Masaro, che è riuscita in qualche modo ad agganciare quel pallone finito sull'esterno della rete. Anche questa è una giocata classica su rimessa laterale in zona difensiva per la Lazio, ovvero quello di andare lungo direttamente a cercare o Masaro o Betigna. Vanelli tocca il pallone per Tampa, 1 contro 1, l'imbucata dentro, recupera la Lazio con Masaro che prova a spingere il controbreak. Brava Masaro a tenere in campo il pallone e a calciare sul secondo palo. Serve un super intervento di Sestari a dire di no alla conclusione di Masaro. Guarda, adesso lo rivediamo, l'aveva messa bene la Masaro, vediamo Sestari veramente con una manata. Secondo me l'indecisione era quella se servire la compagna sul secondo palo, però la Lazio comunque c'è Mattia ancora vivissima la squadra di Grassi. Qui altra conclusione stavolta di Moreira, pallone alto sopra la traversa, ma la Lazio che sta costruendosi delle chance per provare ad impattare questa partita. 8-0-8, probabilmente diciamo così a gioco fermo Chilelli, Grassi, insomma lo staff della Lazio possiamo dire ci avrebbe messo la firma ad arrivare con questa situazione di punteggio a questo punto della partita. Sì, Mattia, ci avrebbe sicuramente messo una firma, e a prescindere da come andrà questa partita io credo che insomma tutto si potrà dire tranne che le proprie ragazze non ce l'hanno messa tutta. Dall'altra ti posso dire che la squadra che ho visto sabato scorso era veramente non era questa. Poi le motivazioni insomma, poi vuoi giochi contro una grande, vuoi il derby, vuoi sei su Sky in diretta, sicuramente questi sono fattori che fanno la differenza. Moreira qui a riconquistare il pallone, buono il break centrale, prova anche a calciare Sestari e poi arriva ancora una volta la conclusione da parte di Conticelli. Adesso è assalto della Lazio alla porta della Roma. Moreira che, ripeto, sta facendo una grandissima partita e qua calcia benissimo, unico neo che ha calciato un po' troppo centrale. Qui il pallone imbucato dentro, occhio che Vanelli prova ad andare a tutta velocità e grandissima parata anche di Monteiro
negli ultimi 2 minuti si è acceso in maniera incredibile questo derby. Sì, diciamo che il risultato è ancora 1-0, ma possiamo dire che questo secondo tempo non ha lo spettacolo, insomma, assolutamente non è mancato. Assolutamente, più occasioni, più ritmo, più opportunità rispetto ai primi 20 minuti. Corner per la Roma, Tampa ad incaricarsi della battuta, l'imbucata dentro per Vanelli, occhio che si scatena il contropiede della Lazio con Masaro che si fa rimontare da una grandissima giocata difensiva di Vanelli. Le proteste della panchina della Lazio che chiedevano un fallo su Moreira, fallo cumulativo fischiato in questo momento ai danni della Roma, ma qui troppo lenta Masaro nella scelta, si è fatta rimontare da una splendida, però dobbiamo dirlo, giocata difensiva di Gabi Vanelli. Sì, Vanelli che decisamente secondo me spende un giallo benissimo, non bene, e poi riesce anche a recuperare sulla Masaro. Questo insomma è la differenza che c'è tra una grandissima giocatrice e una buona giocatrice di qualità. Con una sua giocata ha sbloccato la partita e quando c'è da spendere energie per sacrificarsi lo fa senza battere i ciglio. Chiediamo intanto a Lorenzo Savi di capire se dalle parti della panchina della Lazio si sta magari preparando il portiere di movimento. 7 minuti anche in questo secondo tempo, non sono arrivati i time out. Guarda, adesso sta scendendo la Montero, però insomma Mattia considera che occhio qui, la porta rimane sguarnita, difficilissimo per la Bertè provare ad indirizzare verso lo specchio questa conclusione. E qua si vedono tutte le differenze che ci sono tra una e l'altra squadra a livello tecnico. Siclari, l'imbucata dentro, Tampa qui si incarta, concede la rimessa laterale alla Lazio, poi rimane a terra Tampa, qualche problema di crampi. Andiamo allora a bordo campo da Lorenzo Savi. Sì Mattia, per risponderti, ancora non si vede movimento da power play, sponda Lazio. Lato Roma invece chiedono di fare le cose facili, fatte bene, con un po' più di velocità, perché hanno notato che stanno abbassando un po' il ritmo e temono un rientro di una Lazio che è rimasta a contatto. Lazio che è assolutamente rimasta a contatto e che ha costruito almeno 2 o 3 grosse occasioni per impattare questa partita. Ma guarda Mattia, poi ti rispondo io da questo punto di vista sul portiere di movimento. Ti dico da allenatore, io vedo la mia squadra che sta giocando benissimo, che sta mettendo in difficoltà la squadra avversaria, tante occasioni per la Lazio, tantissime. Sinceramente non vedo il motivo, perché manca ancora 6:40, in questo sport sappiamo che è tanto, e secondo me Grassi fa bene ad aspettare un pochino, a prescindere da come andrà Mattia, però insomma la lettura della gara è questa, la tua squadra sta facendo bene. Pallone scodellato per Moreira che riesce in qualche modo a tenerlo vivo, a costruirsi anche un'occasione in spaccata. Sestari a dire di no a Moreira, ma davvero la Lazio che adesso inizia ad aumentare in maniera vertiginosa il conteggio delle palle gol che sta avendo. Sì, qua un'altra grande occasione, bravissima Carolina a mettere in spaccata il piede leggendo prima la situazione. Intanto qui occhio ad un'altra imbucata per Moreira, riesce in qualche modo Sestari ad uscirne, attacca a tutta velocità la Roma dalla parte opposta del campo, arriva la chiusura di Cecilia Barca in rimessa laterale, si è alzato decisamente adesso il ritmo di questa partita, molto diverso rispetto al primo tempo. Bertè calcia forte, trova la deviazione di Siclari che mette in moto Moreira, chiusa Moreira, va a calciare, pallone alto sopra la traversa, non aveva di fatto altre scelte, altre soluzioni la numero 13 della Lazio. No, poi comunque in quelle situazioni secondo me fai sempre bene a calciare, perché vuoi o non vuoi comunque provi a fare gol, comunque non rischi di prendere una ripartenza. Sì, tra poco a bordo campo da Lorenzo Savi seguiamo questa azione interrotta però della Lazio, controattacco della Roma, lotta sul pallone Cecilia Barca, 3 contro 2 che si sviluppa per la Lazio con Siclari che prova ad imbucare su Betigna, lo fa però male, anche in questo caso Siclari poteva condurre il pallone e andare a calciare. Voliamo a bordo campo da Lorenzo Savi. Sì, per un flash Matti, ovviamente adesso Grassi ha urlato calcia perché l'occasione era ghiottissima e poi forse lo sentirete, sta chiedendo adesso di andare su forte impressione. Sestari effettivamente Siclari, lo abbiamo sottolineato, aveva praticamente il campo aperto davanti a sé. Qui Moreira prova la giocata, arriva forte la chiusura di Tampa che spazza il pallone alto sopra la traversa. 5 minuti e mezzo da vivere
insieme per questo derby tra Women Roma e Lazio, ancora fermo sull'1-0. Betigna prova a difendere il pallone, la chiusura di Bertè, arriva Moreira che va a lottare con Tampa, difende il pallone, riesce a tenerlo in qualche modo in campo, ancora Moreira dentro per Betigna, l'assistenza per Barca, ma che occasione clamorosa per la Lazio. Guarda, fammi ancora fare un plauso a Moreira, guarda qua, la riprende, la suola, salta l'avversaria, la mette perfettamente per Betigna. Qua c'è poco da dire, le immagini parlano Betigna prima e Barca poi. E qui arriva un cartellino giallo per Maurizio Grassi intanto sulla panchina della Lazio, e il rischio molto forte che la Lazio debba rimpiangere tutte queste chance che ha avuto nel secondo tempo. Beh, al momento insomma la Lazio meriterebbe senza alcun dubbio il pareggio, proprio per quello che si è visto in campo, ma non perché i valori tecnici sono diversi, proprio perché insomma proprio sul campo se l'è meritato, però poi ecco, la forza delle grandi squadre è pure quello di saper resistere a momenti di difficoltà. In questo momento la Roma sta facendo, sinceramente sono stupito perché mi aspetterei un time out adesso dalla Gagliardo, proprio perché la sua squadra sta soffrendo non poco. Adesso c'è un fallo al limite qua, disperazione della panchina della Lazio. Dicevo, insomma, mi aspetterei di vedere anche un time out da parte della Roma, perché la sua squadra sta veramente soffrendo tantissimo e per puro caso la Lazio non è riuscita a trovare la marcatura. 4 minuti 53 secondi il time out. Vedi, eccolo. Sei stato profetico, puntuale. Il time out chiamato da Sely Gagliardo sulla panchina della Roma. Inviamo ovviamente Lorenzo Savi ad origliare le indicazioni di Maurizio Grassi. Andiamo invece a sentire quello che ha da dire Sely Gagliardo. Raga, ora che ci stanno pressando dobbiamo avere un po' più di coraggio di venire a fare un giro corto qui per poi andare allo spazio. Vogliamo nella prima palla già andare lungo e non c'è nel primo giro, quindi dobbiamo avere il coraggio di fare un analitico semplice con un giro dei piedi, con una che va in parallela, con l'appoggio che viene dietro la linea della palla, raga, ma abbiamo paura di fare 2 tocchi qui per riuscire a prendere questa palla allo spazio, raga, ok? C'è Silva in campo, non giochiamo un 3-1, è un falso pivot, quindi un po' di più, un 4-0, va bene? Qui, ma raga, un po' più di coraggio di tenere questa palla. Lasciamo Tampa qui dietro con Betigna, ok? Nei falli laterali che vogliono buttare la palla avanti, bravo, abbiamo un po' più di metri, ok? Sì, diciamo la Gagliardo lamenta dalle proprie giocatrici il fatto di avere poco coraggio di giocare, come per dire noi siamo più brave e continuiamo a giocare, crediamoci, perché dobbiamo chiudere la partita invece che difendere questo 1-0, anche perché, ripeto, in questo sport 4,50 è una vita, letteralmente una vita, e dall'altra parte sta cercando di creare una situazione l'hanno fatto benissimo prima nella situazione che abbiamo commentato prima, Mattia, hanno girato con la parallela e poi la palla nell'opposto e si è creato, diciamo, una sorta di superiorità numerica 3 contro 2. Però detto questo, poi non è facile quando l'avversario prende coraggio e ti viene a pressare fortissima, le giocatrici, diciamo, fanno più fatica. Tampa l'imbucata dentro per Praticosi, chiude la difesa della Lazio e poi grande risposta da parte di Monteiro a negare alla Roma la possibilità del 2-0. Voliamo a bordo campo da Lorenzo Savi per le indicazioni di Maurizio Grassi. Maurizio Grassi ha chiesto alle sue ragazze di chiudere meglio l'azione nelle ultime scelte, che sia per un passaggio o un tiro in porta, comunque di fare bene le ultime scelte, e poi ha, diciamo, istruito sempre le sue ragazze a un tipo di gioco difensivo diverso quando c'è un avversario diverso in campo. Nello specifico, quando c'è Tampa si aspetta, quando non c'è si va in pressione. Bertè prova la giocata su Barca che la chiude in rimessa laterale. Interessante questa lettura anche tattica da parte di Maurizio Grassi. Chiaramente Tampa ha grandissime qualità di palleggiatrice, diciamo così, no? E può eludere una linea di pressione forte della Lazio. Ma l'abbiamo visto, Mattia, l'abbiamo visto prima, che è letteralmente l'isolamento di Tampa, dove le sue compagne di squadra sono letteralmente scappate, e però è bravissima poi nell'1 contro 1, e quindi è molto difficile appunto per la Lazio poi difendere quella situazione.
Monteiro, è lei che prova a salire palla al piede, prova la conclusione. Arriva la chiusura di Gabi Vanelli che si dispera per non aver completato il recupero di palla, e la scelta della Lazio sembra quella di non inserire il portiere di movimento ma lasciare qualche uscita a Monteiro. Sì, ho notato prima Grassi l'indecisione di mettere o non mettere il portiere in movimento. Ripeto, secondo me ancora stanno aspettando perché la sua squadra sta facendo molto bene, per puro caso, ripeto, non hanno trovato il pareggio, e la Roma dall'altra parte alterna queste situazioni, ma c'è una bella differenza appunto da quando insomma, la Sestari dà la sensazione di essere molto più pratica da questo punto di vista nella gestione della palla rispetto alla Monteiro. Break individuale di Tampa, la puntata alta sopra la traversa, e Lazio che prova a ripartire con Barca pressata forte da Vertè, rimessa laterale riconquistata dalla Roma. Vanelli, il tunnel, poi sono troppe le giocatrici della Lazio, alla fine tira fuori il massimo probabilmente da quella situazione, ovvero una rimessa laterale. Ora c'è anche tanta stanchezza, la stessa Vanelli, la Barca, insomma adesso le giocate, probabilmente Mattia ci potrà essere un errore proprio per stanchezza da questo punto di vista. Eccola la Sestari che sale palla al piede, la scodella per Vanelli che cicca però il pallone. Sarà rimessa dal fondo per la Lazio. 3 minuti 19 secondi di speranza per la formazione biancoceleste di rimettere in parità questo derby. Qui la conclusione di Betigna: era praticamente impossibile girare in porta quel pallone. Possiamo dire che per quello che ha creato nel secondo tempo la Lazio che il pareggio lo meriterebbe in questa partita. Io l'ho già detto anche più di una volta, ma non per sembrare di parte, nel senso che poi è per quello che vedo in campo, no? L'ho sottolineato perché, ripeto, questo è un fallo di mano, ma secondo me non così volontario, era nello slancio. E intanto cartellino rosso diretto. No, beh, questo non mi trovo assolutamente d'accordo, Mattia. Credo che anche l'altro arbitro stia forse avvisando, che sembrerebbe proprio eccessivo. Vediamo se viene cambiata qui la decisione. Direi di sì, perché l'arbitro sta estraendo il cartellino giallo che è non rosso, e direi che è giusta questa decisione, perché comunque il tocco di braccio c'è stato e ha fermato una possibile occasione per la Roma. Allora, sì, il fallo c'è, ma ricordiamolo, l'ultimo uomo nel futsal è il portiere, quindi non so se l'arbitro ha preso, e poi comunque c'era anche la compagna di squadra, se non sbaglio c'era la Siglari che era comunque a fianco. No, ma il rosso sarebbe stato proprio fuori da ogni logica, e infatti credo che il collega dall'altra parte in maniera molto saggia lo abbia avvisato, non so se per un errore, per una svista, però insomma poi ecco, anche tornare sui suoi passi, Mattia, non è sempre scontato da parte soprattutto della classe arbitrale, quindi da questo punto di vista un plauso. Calcio di punizione per la Roma, 3 minuti 11 secondi sul punto di battuta. C'è Tampa che prova ad aprire il destro, conclusione centrale, libera in qualche modo la Lazio con Betigna che però deve risalire tutto il campo. Prova ad andare Betigna che alla fine si trascina il pallone in rimessa laterale. 3-0-2, tutti da vivere per questo derby tra Women Roma e Lazio della 13ª giornata della Serie A di futsal femminile. Qui pallone perso da Gabi Vanelli che se lo trascina direttamente in rimessa laterale. Ancora non ci sono indicazioni di portiere di movimento per la Lazio. Barca in banda, isolata, prova ad andarsene. Pallone toccato nuovamente in rimessa laterale. Le indicazioni anche di Daniele Chilelli direttamente dalla tribuna per provare a, diciamo così, pilotare i movimenti di Betigna, che qui riesce a tenere vivo il pallone, poi abbatte colpendo in faccia, ovviamente in maniera del tutto involontaria, Anna Sestari. Abbiamo visto proprio in diretta la pallonata dolorosissima di Sestari sulla conclusione di Betigna. C'è bisogno dell'aiuto dello staff medico della Roma. Allora, già che insomma la Sestari si muova è un buon segno, perché per un 2-3 secondi ho avuto un po' di paura, perché non vista proprio. Rivediamola qua. Sì, il pieno volto colpita Anna Sestari dalla conclusione, tra l'altro anche ravvicinata da parte di Betigna. Sì, fa male poi questo pallone, ricordiamolo, è molto pesante, è più pesante del pallone da calcio, e
Intanto c'è, ecco, il cambio. Questo... Eh sì, perché il regolamento dice che se c'è l'intervento dello staff medico, il giocatore oggetto, diciamo così, dell'intervento deve lasciare il campo, e vediamo se alla prima occasione utile, eccola qui, la Roma va nuovamente a cambiare tra i pali con Sestari che torna a riprendere posizione. Sì, fortuna nulla di grave, e come ho sottolineato, insomma, lo stupore del time out in ritardo della Roma. Adesso ricordiamo che la Lazio ha a disposizione un time out e insomma siamo a 2:38, vediamo se lo vuole chiamare forse per prepararsi bene il power play. Rimessa laterale per la Lazio con Moreira che si allontana, Siclari va forte in mezzo, conclusione di Siclari, deviata nuovamente in rimessa laterale, continua a dare pressione offensiva alla Lazio, 2:36 dalla fine di questa partita. Moreira prova ad andare forte dentro, la Bertè lì ad aspettarla e a toccare ancora il pallone in rimessa laterale. Lazio che continua a stazionare nella metà campo difensiva della Roma, pallone imbucato dentro per Barca che viene chiusa da Tampa in calcio d'angolo, 2:27, altra palla da fermo della Lazio che sta provando in tutti i modi di rimettere in parità questo derby qui alla Palla Cesaroni di Genzano. Pallone scodellato dentro, smanaccia Sestari, vediamo se si scatena il contropiede della Roma. È buona la chiusura da parte di Moreira, Siclari difende il pallone, riesce ad appoggiarsi indietro su Monteiro che controlla, vuole andare al lancio lungo per Betigna, non era affatto male questo suggerimento. Bravissima Gabi Vanelli sulla diagonale a chiudere di testa in rimessa laterale. Si rivede in campo Genif che ha avuto meno spazio in questo secondo tempo, aveva avuto un ottimo impatto nella prima frazione. Sì, secondo tempo qualche minuto in meno, non vorrei per qualche problema fisico. Barca qui prova a calciare, arriva una deviazione, Roma che non riesce a tenere in campo il pallone, Lazio che è ancora lì in quella zona di campo con una rimessa laterale, 2:04 dalla fine di questa partita. Pallone all'indietro per Barca che calcia con il piattone, alla fine Moreira finisce a terra, reclama un calcio di rigore, gli arbitri però fanno correre grandi proteste della panchina della Lazio. Tra poco andremo a rivedere, questo poteva essere un episodio pesantissimo. Eccolo il replay con Moreira che finisce a terra, e la prende sul piede di appoggio. Sì, questo è un calcio di rigore. Sì, a onor del vero anche io dalla diretta non ero sicurissimo rivedendolo qui, Mattia, noi che abbiamo questa possibilità, insomma sembrerebbe un calcio di rigore chiaro, però ripeto chiaro dal replay. Genif, Moreira viene chiusa, arriva Monteiro che senza pensarci su troppo sparacchia in rimessa laterale, 1 minuto e 39 secondi. Il cuore comunque va a finire, il cuore e l'orgoglio di una grande Lazio stasera nel derby. Beh, quello è fuori discussione, l'ho detto già dal primo tempo, a prescindere insomma dal risultato finale. La Lazio stasera credo che abbia disputato una delle sue migliori gare. Moreira dentro da Betigna che prova con il tacco a far correre ancora Moreira che ha corso tantissimo in questo secondo tempo e sembra avere ancora energie. Moreira per distacco la migliore in campo per quanto mi riguarda, veramente grandissima partita. 1 minuto e mezzo, ti chiedo di iniziare a pensare all'MVP di questa sfida. Ti ho già risposto ti ho già risposto, ce l'ho in mente già da parecchi minuti, ma veramente poi secondo tempo ha fatto una serie di giocate pazzesche, creando, come ho sottolineato prima, occasioni gol, ma non solo, Mattia, perché si è anche spesa tanto a livello difensivo. Veramente una grandissima partita. Palla al piede, Monteiro prova a superare la metà campo difensiva della Roma, poi invita Moreira ad aprirsi per offrire una linea di passaggio. Moreira a portare il pallone, prova a calciare in porta da distanza molto complicata qui Moreira. Qua esagera un pochino perché, ricordiamolo, insomma, in porta non c'è proprio l'ultima arrivata, quindi deve aspettare, poi la stanchezza adesso Mattia si fa sentire.
1 minuto 11 secondi, praticamente palindromo il cronometro qui alla Pala Cesaroni. L'uscita da parte di Monteiro che sparacchia dalla parte opposta del campo, ripartirà con le mani di Ana Carolina Sestari. La Roma 1-0-7 da vivere ancora insieme. Sestari prova ad andare lunga, Bertè controlla il pallone, apre all'indirizzo di Vanelli che prova a rientrare sul sinistro e a calciare. Blocca Monteiro che ha visto partire la conclusione di Vanelli. Barca prova a contendere quasi con la spalla questo pallone. Buono il controllo di Moreira che regala un'altra chance alla Lazio. Pallone lungo di Monteiro. Ceccobelli di testa si accontenta della rimessa laterale. Betigna, nuova chance per la Lazio a 41 secondi dalla fine di questa bella partita, soprattutto nel secondo tempo, con tante occasioni da una parte e dall'altra. Ne ha avuta forse qualcuna in più la Lazio per impattare. Pallone imbucato dentro da Siclari. Tampa prova a ripartire, deciso ma pulito l'intervento di Betigna a negare la transizione alla Roma, che dovrà, per così dire, accontentarsi di una rimessa laterale. Bertè. Si fa vedere Ceccobelli, il pallone davanti però è per Tampa, fa buona guardia Cecilia Barca. Ultimi 30 secondi di derby, Betigna non riesce a controllare. Sestari comodamente prova ad andare al rilancio lungo per Tampa, arriva forte Cecilia Barca in chiusura, va a spendere fallo. 21 secondi dalla fine, ossigeno per la Roma che praticamente si riguadagna un possesso all'interno della metà campo difensiva della Lazio. Sì, sono rimasto un po' stupito, a 40 secondi dalla fine c'era un fallo laterale in zona offensiva per la Lazio. Forse lì un time out potevano spenderlo e mettere magari una giocatrice al posto della Monteiro. E Lazio che ci sta provando. Attenzione. Occhio qui al pallone con il tocco sotto e pallone che finisce fuori. Ancora una volta Moreira ha avuto sul sinistro la chance per impattare il derby a 12 secondi dalla fine. Sestari con le mani, vediamo come gestirà forse l'ultimo possesso. La Roma lo fa male, qui finisce a terra proprio Moreira. Sarà calcio di punizione per la Lazio, ma se vogliamo questo errore della Roma, un po' la fotografia del secondo tempo giallo-rosso, lo aveva sottolineato anche Seli Gagliardo. Stiamo avendo paura di gestire e di giocare il pallone e, come ho sottolineato poco fa, diciamo questa brutta palla persa ne è un po' la fotografia. Ultimi 6 secondi, deve provare una giocata la Lazio. Moreira si sposta il pallone, viene chiusa, ultimo secondo di partita, finisce qui con fatica, con sofferenza. La Roma si porta a casa il derby 1-0 contro la Lazio, decide un super gol di Gabi Vanelli nel primo tempo, ma onore e merito al cuore, al carattere di una Lazio che ci ha provato per tutto il secondo tempo, ha avuto tante occasioni per impattare la partita ma non c'è riuscita. Ma questa è molto semplice l'analisi di questa partita. Da una parte una grande squadra che ha vinto nonostante non abbia fatto la sua miglior partita, credo che loro lo sappiano prima di tutte, prima di noi, ma nonostante ciò una grande squadra, sa tenere botta Mattia e riesce a portare in casa i 3 punti anche quando magari non fa il tuo massimo. Dall'altra parte una Lazio che, se gioca sempre come gioca questa sera, non farà fatica a restare tra le prime 8 per raggiungere i playoff. Ti chiedo di confermarmi, se vogliamo, chi è l'MVP di questa partita. Senza alcun dubbio la Moreira penso che sia stata quella che lo abbia meritato più di ogni altra giocatrice in campo. E dunque la Moreira a prendersi il premio di MVP di questa sfida qui alla Pala Cesaroni di Genzano. Tra pochissimo andremo a sentirla con Lorenzo Savi a bordo campo. Dicevamo di un derby bello ed equilibrato, forse più equilibrato di quello che avrebbe suggerito la classifica prima del fischio d'inizio di questa partita, ma alla fine la Roma riesce a mantenersi in scia del CMB, sale a quota 36 punti in classifica, ottiene la 12ª vittoria su 13 partite giocate in questo campionato. Un CMB che ha fatto meglio, chiudendo per il momento fino a qui con 13 vittorie su altrettante partite. C'è Lorenzo Savi pronto per l'intervista flash con l'MVP Moreira. Vai Lorenzo. Eccoci Mattia, una partita sentita, tirata fino all'ultimo. Magari qualcuno non se l'aspettava che sarebbe arrivati alla fine con questo risultato, con questo poco gap. Hai fatto un partitone, MVP votata da Marco. Che partita è stata? Grazie, è stata una partita veramente combattuta. È un derby, quindi le emozioni sono queste.
le viviamo ogni secondo, ogni momento. E purtroppo abbiamo avuto una sfortuna il primo tempo, che è stato quel gol che ci ha penalizzato, però è stata una bella partita, abbiamo regalato anzi una bella emozione per chi ha visto da casa e niente, sono felice di questa prestazione della mia squadra e niente. L'ultima e poi ti lascio andare. Con questo carattere qui la Lazio, dicevano in cronaca, non farà fatica ad arrivare tra le prime 8, tu che pensi? Io credo che arriveremo. Il girone di andata purtroppo non è stato tanto a nostro favore, però abbiamo tutto il girone di ritorno ora per ricartarci e la Lazio è questo, è cuore, quindi giocheremo fino alla fine, non molleremo e cercheremo di raggiungere il nostro obiettivo fine stagione. Allora grazie e ancora complimenti per la gara. A te Mattia. Grazie a Lorenzo Savi, il cuore della Lazio, nelle parole di Moreira, anche se vogliamo certificato da questi 40 minuti che però vedono trionfare la Roma, che fa festa con i suoi tifosi arrivati qui al Pala Cesaroni di Genzano. Grazie per essere stati in nostra compagnia, il saluto e l'augurio di un buon proseguimento di serata da Mattia Esposito e Marco Angelini. Grazie a tutti.